A Olbia, per una Sardegna senza ostaggi, hanno pedalato in 1700, un mare di biciclette ha percorso la città e nella giornata di domenica la 13ª pedalata ecologica Teresa Meloni, organizzata dalla società ciclistica Terranova, è diventato un simbolo di solidarietà, speranza e poi di gioia alla notizia dell'avvenuta liberazione di Giuseppe Vinci, rimbalzata da Olbia a Montegrotto Terme in provincia di Padova, dove, grazie a un gemellaggio voluto dai rispettivi circoli Auser Filo d'Argento, si è svolta una pedalata di solidarietà e protesta contro un crimine barbaro e vigliacco come quello dei sequestri di persona. Quest'anno la grande partecipazione della cittadinanza alla pedalata Porta Fortuna fa ben sperare in un maggiore impegno civile e sociale che può essere testimoniato anche in bicicletta, indossando una maglia che porta un messaggio e risponde a un appello. A pedalare per 18 km in una città dalla discutibile immagine ecologica ed ambientale sono stati 1555 partecipanti ufficiali, 220 più dello scorso anno, con 200 pedalatori abusivi. Ed ecco qualche curiosità: il partecipante più anziano è stato Giuseppe Mu, di 88 anni, il più giovane Giulia Miniacci, di 1 anno. Il gruppo aziendale più numeroso, quello del Credito Italiano, il gruppo scolastico più numeroso, la scuola media numero 1. E una volta arrivata la notizia della liberazione di Giuseppe Vinci, la passeggiata organizzata ad Olbia si è trasformata in una festa, dove la solidarietà e la speranza hanno sconfitto l'indifferenza.